Le scuole purtroppo sono quelle che sono e io dico veramente purtroppo perché comunque la scuola è fondamentale. Dopodiché però anche i social devono essere gestite meglio. Non può Facebook e Instagram fare quello che, o far vedere quello che fanno vedere, perché purtroppo diamo ragione dopo a questi ragazzi appunto che vanno e si preparano con i telefonini a filmare ciò che fanno, ma siamo proprio arrivati al limite, cioè tu non puoi andare a filmare mentre comunque con un quattordicenne, come abbiamo detto prima, viene pestato o comunque gli viene fatto tutto ciò che viene fatto, cioè non è possibile, i social vanno gestiti, comunque bisogna dopo agire e non ha importanza se sono minorenni o maggiorenni, vanno affrontati per quello che sono e per quello che hanno fatto. Questi avvenimenti sono sempre successi, la differenza è che una volta non si sapevano, non si filmavano, non venivano esposti come vengono esposti i ragazzi, che vivono una dimensione molto diversa da quella che vivevano una volta. Il collegamento via internet, il fatto che la vita sia sempre portata in diretta e che ci siano esempi di questa cosa sui social, è palese, cioè loro ripetono quello che vedono. Se i genitori poi fanno la stessa cosa, non possiamo pretendere che i figli facciano cose diverse. Purtroppo è un lavoro che deve essere fatto sui territori, nelle scuole e deve essere fatto anche con i genitori.